Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Inizia un fine settimana importante per il Veneto, un Veneto che arriva da 2 ponti consecutivi che hanno riportato il grande pubblico anche internazionale nelle città d'arte, nelle zone vocate al turismo. Quello che inizia oggi non sarà un ponte, però insomma domani è il 1° maggio e tempo permettendo, perché ovviamente poi tutto può cambiare, ci sarà molta gente in giro, ci saranno tanti visitatori, ci saranno tanti turisti in tutta la regione. Nel nostro Focus TG temi turistici, temi di attualità, ma iniziamo come sempre con la cronaca, tantissime notizie da tutte le nostre redazioni in tutto il Veneto, ma iniziamo dal tema, dall'argomento, dalla notizia che sta tenendo Padova e non solo con il fiato sospeso, per capire che cos'è successo esattamente ad Ahmed. Vi ricorderete la vicenda del 15enne padovano scomparso da casa e ritrovato pochi giorni dopo senza vita nel fiume Brenta, nei pressi di una passerella pedonale, dove è stato trovato il suo telefono da un passante che se l'ha messo in tasca e l'ha riattivato. Vengono passati al setaccio tutti gli ambiti della vita, delle ultime ore di vita del giovanissimo, per capire cosa può essergli capitato. La famiglia ribadisce non può essersi tolto la vita, ovviamente sono opinioni, sono decisioni, sono scelte difficilissime, drammatiche anche in questo momento. Nel frattempo sono arrivati gli esiti dell'autopsia, sentiamo. Ahmed è morto per annegamento. L'autopsia eseguita dal medico legale Andrea Porzionato dell'Università di Padova conferma le prime ipotesi degli investigatori. Il 15enne, ritrovato senza vita nelle acque del Brenta tra Torre e Cadoneghe, è annegato. Sul suo corpo non è stato rilevato alcun segno di violenza. Ora si attende solo l'esito degli esami tossicologici per capire se abbia assunto alcol o droghe. La procura continua comunque ad indagare anche per istigazione al suicidio. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno sequestrato la PlayStation insieme al cellulare del ragazzo. Alcuni dettagli delle ultime ore di vita di Ahmed, infatti, potrebbero essere nascosti proprio nella memoria della PlayStation con cui il 15enne ha giocato prima di sparire nel nulla la sera di giovedì 21 aprile. La procura di Padova, che coordina le indagini, non vuole escludere nessuna pista, nemmeno quella del cyberbullismo oppure quella di qualche debito di gioco online che abbia preoccupato e messo in ansia il 15enne al punto tale di pianificare di togliersi la vita. La polizia sta indagando sugli ultimi messaggi inviati dal minorenne, in particolare quello audio mandato all'ex fidanzatina. Nel finale lui le ripete più volte "ti amo". Forse Ahmed nelle ultime settimane stava soffrendo molto per questa storia d'amore finita. La famiglia è convinta che il ragazzo fosse in compagnia di qualcuno quando ha mandato gli ultimi messaggi. L'unica cosa che non ci convince è Ahmed uscito da casa senza internet sul telefonino. Comunque è per quello che chiediamo come mai ha mandato messaggi tramite il suo telefono mentre il telefono non ha internet. Quindi secondo voi potrebbe essere stato aiutato da qualcuno? Sì, di sicuro sì. Qualcuno ha condiviso con lui internet. Comunque non era da solo. Sicuramente non era da solo. La famiglia di Ahmed, che vive nel quartiere di Torre a Padova, sta organizzando con gli amici una fiaccolata per ricordare il ragazzo e per chiedere che sia fatta chiarezza sulla sua morte. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, amici e compagni di Ahmed. Per favore, raccontate tutto quello che sapete sul vostro compagno. Per favore, abbiate pietà verso una madre che è dolorosa e dal dolore distrutta. Per favore, quello che è successo a Ahmed potrebbe essere successo alle altre. È necessario sapere cosa è successo perché queste cose non abbiano più da ripetersi. Torneremo su questa vicenda se arriveranno novità dalla nostra redazione padovana, sempre pronta a contattarci in diretta per darvi tutte le notizie anche dall'area padovana. Andiamo avanti, andiamo nell'Alta Padovana, dove ieri pomeriggio si è verificato l'ennesimo incidente con esito mortale.
Paola Zonta aveva compiuto 20 anni meno di 10 giorni fa, il 21 aprile. La sua giovane vita si è fermata venerdì nel tardo pomeriggio ad Abbazia Pisani di Villa del Conte, lungo via Commerciale, la strada che collega Loreggia a Campo San Piero. Guidava una Fiat Punto diretta a un ritrovo con alcune amiche e forse a causa di un malore o di una distrazione ha invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un camion. La ventenne, impiegata, che viveva con la famiglia a Santa Maria di Cittadella, è morta sul colpo. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha potuto solo decretare il decesso della giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco arrivati da Cittadella, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Illeso l'autista del mezzo pesante. Purtroppo sono tantissimi gli incidenti avvenuti in questo mese di aprile in tutto il Veneto, tanti dei quali hanno causato lutti a tantissime famiglie. Sono veramente decine quelli successi dall'inizio dell'anno, è un 2022 veramente drammatico sotto questo profilo. E il sindaco di Borso del Grappa, nella Pedemontana, ha deciso di pubblicare sui suoi social il video scioccante di un incidente avvenuto nel centro del paese come monito agli automobilisti. Vediamo. La Punto comincia a svoltare, ma in un attimo un furgone piomba addosso alla vettura, trascinandola per metri, rivoltandola mentre invade il parcheggio vicino alla pensilina del bus e danneggiando un'altra auto in sosta. Le istantanee shock di un incidente avvenuto il 23 marzo scorso in pieno giorno a Borso del Grappa. Ore 14.36, via Molinetto, incrocio con piazza Canal, come ha scritto lo stesso sindaco Flavio Dall'Agnol, postando sulla sua pagina Facebook il video della telecamera di sicurezza. Un vero e proprio monito a tutti i cittadini. Quell'incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche. Il passeggero della Punto se l'è cavata con ferite non gravi, l'autista del furgone illeso, ma è stato soltanto un caso. E vengono i brividi solo a pensare a cosa sarebbe accaduto se un pedone e un ciclista si fossero trovati a camminare in quel tratto tra parcheggio e aiuola. Il guidatore del furgone ha infranto simultaneamente una raffica di norme del codice della strada, non ultimo la velocità, prossima ai 100 km all'ora in un centro abitato. E per questo è stato adeguatamente sanzionato. Ma è già il terzo incidente con feriti in 6 mesi lungo la strada provinciale 26 in un tratto di appena 150 metri. Troppi per aspettare che si debbano contare anche vittime. Così, dal sabato santo è stato installato un nuovo autovelox attivo in entrambi i sensi di marcia. Obiettivo la deterrenza lungo la strada dove sono stati registrati più volte veicoli capaci di arrivare a 130 km all'ora in centro abitato. Proiettili potenzialmente mortali, perché non ci si può affidare, come è avvenuto il 23 marzo scorso, alla sola fortuna. E a proposito di incidenti, ci arriva questa foto dai Vigili del Fuoco di un sinistro avvenuto a Castelgomberto in provincia di Vicenza, dove una persona è rimasta ferita. Non sappiamo ancora la sua situazione, la gravità di queste ferite in seguito al ribaltamento della sua automobile. Se ne occuperà la nostra redazione vicentina. Adesso restiamo a Vicenza perché ci arriva un'altra notizia di cronaca, cronaca nera. Accusato di violenza sessuale da un'amica, arrestato un 22enne. Un giovane 22enne originario del Mali, residente in provincia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo una ragazza ventenne di origini senegalesi residente nell'Alto Vicentino, con la quale il 22enne aveva stretto un rapporto di amicizia. I fatti risalirebbero ad ottobre 2021. In quel periodo la ragazza aveva denunciato ai militari la violenza subita. Immediato l'avvio delle indagini che hanno portato i carabinieri ad acquisire elementi concreti e circostanziati per avvalorare quanto dichiarato dalla vittima. Il quadro indiziario che alla fine si è composto nei riguardi del ragazzo ha convinto il GIP di Vicenza ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza con i colleghi della compagnia di Schio hanno dato esecuzione alla misura cautelare. Ora ci spostiamo nel veneziano con una disavventura capitata a una commerciante alla quale è stata rubata la borsetta, ma poi i ladri hanno trovato il modo di svuotarle anche il conto. È stata un'azione rapidissima e che ha provocato più danni di un semplice borseggio, quella subita da una commerciante di Jesolo che si è trovata il conto corrente svuotato da una decina di prelievi avvenuti in breve tempo uno dopo l'altro. L'operato dei borseggiatori è stato talmente abile che la donna si è accorta del furto della borsa solo al rientro a casa, quando oramai al primo raid predatorio, quello che le era costato la borsetta, era già seguito il secondo, quello che aveva preso di mira il suo conto corrente. Attraverso una serie di prelievi
i malviventi sono riusciti a portarle via circa 6.000 euro. Quando la vittima se n'è accorta, sul conto gliene erano rimasti appena una ventina. Purtroppo non c'era più nulla da fare se non sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tantissime notizie da tutto il Veneto. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo visto poco fa una disavventura capitata a una commerciante veneziana della provincia di Venezia alla quale hanno svuotato il conto dopo aver rubato la borsetta. Rimaniamo nella stessa zona per un'incredibile vicenda. Nuova aggressione alla CTV alle fondamenta 9 con un marinaio picchiato dal passeggero rimasto a terra da Murano e che dopo aver preso il vaporetto successivo, sempre della linea 3, dopo mezz'ora di attesa, ha dato libero sfogo alla rabbia per essere rimasto a terra a causa del sovraffollamento, riuscendo a raggiungere il marinaio in sosta nella saletta utilizzata dal personale CTV. L'aggressione colpendo al volto ieri sera il povero marinaio, un ragazzo di 27 anni, preso decisamente alla sprovvista dal passeggero furioso. Il marinaio è stato subito soccorso dai colleghi. L'aggressione dopo lo scontro di ieri pomeriggio tra due vaporetti al Ponte delle Guglie, quando una turista è rimasta ferita. Tratto del canale, quest'ultimo dove la navigazione è diventata molto difficile perché gli spazi di manovra risultano risicati a causa del traffico acqueo diventato particolarmente sostenuto, specie al mattino. Andiamo nella Marca trevigiana per una storia piuttosto particolare, un pensionato che arrotondava, se così si può dire, affittando l'appartamento a prostitute. Per arrotondare la pensione aveva affittato un piccolo appartamento nella piazza di Villorba a delle prostitute che lo utilizzavano come base per la loro attività. Un 62enne del posto è finito nei guai, è indagato per favoreggiamento della prostituzione. Non è chiaro se l'uomo si fosse reso conto di commettere un reato così grave quando aveva contattato le lucciole che avevano lasciato degli annunci su alcuni portali internet di incontri. Piazza Vittorio Emanuele a Villorba non è lontana dalla Pontebbana, dove il mercato del sesso è da sempre particolarmente fiorente. Un meccanismo andato avanti fino a un paio di anni fa, quando i carabinieri, sollecitati da più segnalazioni sullo strano andirivieni dall'appartamento, avevano accertato che l'alloggio veniva utilizzato da prostitute e clienti e scoperto che questo avveniva previo pagamento dell'affitto al padrone di casa. Anche 300 euro a settimana oppure 50 al giorno, un giro d'affari per il 62enne dai 3.000 ai 4.500 euro al mese, ora è stato rinviato a giudizio. Rimaniamo nella Marca, rimaniamo in tema giudiziario perché ci vogliono 6 anni per trasmettere la denuncia in procura e la truffa finisce in prescrizione. Denuncia per truffa persa di vista per 6 anni e il caso va in prescrizione. La disavventura è toccata a un 60enne trevigiano, ora residente all'estero, che nel 2014 aveva ceduto in conto vendita a un conoscente 2 auto di lusso, una Porsche e una Ferrari, per un totale di 200.000 euro. Un affare che sembrava sicuro, i due si conoscevano da tempo, nessun sospetto che l'acquirente potesse sottrarsi al pagamento di quella pur cospicua cifra. E invece l'importo non è stato versato e nel 2016 il 60enne ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza veneziana, ma il deposito in procura per la successiva trasmissione per competenza territoriale a Treviso ha impiegato addirittura 6 anni e quando è stata finalmente ricevuta la querela è stata per forza di cose archiviata, tanto che il reato nel frattempo è andato prescritto. Al truffato, sconvolto e deluso, non è rimasto altro da fare che cercare di rivalersi in sede civile per rientrare almeno parzialmente dei soldi persi. Ritorniamo a Venezia dove c'è stato uno scontro tra 2 vaporetti, ferita una turista. Scontro tra 2 vaporetti a CTV questo pomeriggio verso le 16 all'altezza dell'approdo del Ponte delle Guglie a Venezia. Ferita pare in modo lieve una ragazza, una turista, a bordo di uno dei 2 mezzi è rimasta colpita dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione, mandando le schegge appunto all'interno della cabina passeggeri. L'incidente tra il diretto da Murano a Piazzale Roma e un altro battello della circolare 4.2 che proveniva dal senso opposto e che ha centrato in pieno il primo con la prua che ha sfondato i finestrini della cabina di poppa.
La ragazza è rimasta ferita, subito soccorsa, è stata portata in idroambulanza all'ospedale civile di Venezia. Secondo fonti della Polizia Municipale di CTV, le sue condizioni non destano preoccupazione, avrebbe riportato qualche ferita da taglio. Spaventati ma fortunatamente incolumi, riferisce l'azienda di trasporti, le altre persone che si trovavano a bordo insieme a diversi bambini. Ora andiamo a Vicenza, dove 2 liceali sono stati massacrati di botte e caccia a una banda di teppisti. È ancora in corso da parte delle forze dell'ordine la caccia ai componenti del branco di giovani che avevano teso un vero e proprio agguato a 2 liceali al termine di una festa organizzata in un agriturismo di Grisignano di Zocco. Ad avere la peggio uno studente di 19 anni. Nel corso del pestaggio gli è stata fratturata una mandibola, per cui è stato necessario un intervento chirurgico per ricomporla, con una prognosi di 1 mese. Era intervenuto in difesa di un suo compagno, accerchiato e malmenato dalla banda di bulli nel parcheggio del locale al termine della festa. I fatti risalgono alla serata del primo fine settimana di aprile, ma solo ora la notizia è trapelata. Una violenza inaudita, immotivata, probabilmente dovuta al consumo eccessivo di alcol e droga. Alcuni dei teppisti sarebbero già stati riconosciuti nelle foto segnaletiche dagli aggrediti e farebbero parte di una banda di balordi minorenni residenti a Vicenza, già conosciuti dalle forze dell'ordine per aver commesso fatti simili in città e provincia. A Vicenza abbiamo visto nelle ultime settimane c'è stato un innalzamento del livello dell'attenzione da parte delle autorità nei confronti della sicurezza, di quella che può essere la microcriminalità, ma anche le situazioni di degrado. La questura sta portando avanti una serie impressionante di controlli, pattuglioni, interforze per da una parte reprimere, ma dall'altra anche dare un segnale forte a tutte queste situazioni di degrado. C'è stato l'ennesimo controllo interforze, espulso un nigeriano e emessi 10 fogli di via. Un cittadino nigeriano di 33 anni è stato scortato dagli agenti della questura al centro di rimpatrio di Roma per essere rimandato il prima possibile nel proprio paese d'origine. Sull'uomo irregolare in Italia gravavano numerosi precedenti quali spaccio di droga, rapine, lesioni e resistenza pubblico ufficiale, percosse e porto d'armi. Visto la sua pericolosità sociale, il questore ne ha disposto l'espulsione immediata. Un provvedimento adottato a seguito dei controlli interforze straordinari effettuati ieri sera in città da una trentina di uomini delle diverse forze dell'ordine. Obiettivi il centro storico, Campomarzo, Stradella San Pietro, via Lanza, via 4 Novembre e il quartiere San Pio X. Una pressione continua esercitata dall'inizio dell'anno contro la microcriminalità, lo spaccio di droga e la repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Identificate 198 persone, di cui 38 cittadini stranieri, 33 con precedenti penali. Controllate 17 vetture e 12 esercizi pubblici. A conclusione dell'operazione, oltre al rimpatrio del nigeriano, sono stati emessi 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per 2 senegalesi, un colombiano e un cittadino dell'Ecuador, tutti gravati da precedenti, 11 avvisi orali e 10 fogli di via obbligatori. Ci spostiamo a Cessalto, in provincia di Treviso, dove qualche giorno fa c'è stato un furto da migliaia di euro in un supermercato chiuso per pausa pranzo. Colpo ieri pomeriggio in questo market di via Roma Cessalto. Sono circa le 14:30. In quel momento il negozio è chiuso per la pausa pranzo. Uno dei dipendenti esce per prendere un caffè nel bar distante pochi metri. La sfortuna ha voluto che il ragazzo si assentasse per andare a bere un caffè, quindi ha solamente chiuso il supermercato, ha spento le luci e non ha attivato l'antifurto, ma era anche impensabile, immaginabile che uno in 10 minuti arriva in pieno giorno, fra l'altro. A quel punto entrano in azione 2 ladri con il volto travisato da un casco. Uno di loro, dopo aver forzato la porta laterale di emergenza, si introduce nel market, fulminea la sua azione. Nel giro di 1 minuto o 2 si sono recati verso le casse, hanno rubato i contanti, l'incasso della mattinata. Con circa 2.000 euro in contanti i ladri fuggono facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente non c'era nessuno dentro, quindi abbiamo anche evitato magari possibili incidenti, insomma, che si possono verificare in queste occasioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che dovranno chiarire se i 2 ladri di Cessalto siano gli stessi che hanno colpito con modalità simili qualche giorno fa a Villorba. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza interno al market. Si vede chiaramente
e l'entrata del malfattore, perché uno poi aspettava fuori in moto e l'altro è entrato, e si vede appunto che entrano e rubano l'incasso. I ladri avrebbero controllato i movimenti all'interno del negozio prima di mettere a segno il loro piano. Dalle immagini si capisce che loro arrivano con la moto, guardano dentro, controllano c'erano le luci spente, controllano se c'è qualcuno e poi entrano. Per Bozzato si tratta del primo furto subito e l'amarezza ora è tanta. Si fa fatica tutti i giorni a portare avanti un'attività con tutte le spese che ci sono, poi succedono queste cose e veramente ti mettono tristezza, amarezza e dici sei veramente vulnerabile, perché in qualunque momento può succedere veramente di tutto. A Padova la finanza sequestra 350.000 euro per trasferimenti di denaro sospetti. Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Padova, che ha monitorato tutte le attività di money transfer della provincia. I finanzieri si sono concentrati sulle operazioni effettuate violando i limiti quantitativi imposti sul trasferimento del denaro contante. Un monitoraggio finalizzato anche per prevenire il finanziamento del terrorismo. Tra le migliaia di movimentazioni analizzate, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria ne hanno individuato alcune per un ammontare complessivo pari a oltre 350.000 euro. Al termine delle indagini sono state oltre 200 le sanzioni amministrative, importo variabile tra i 3.000 e i 50.000 euro. Tra i denunciati anche un pakistano che insieme ai due connazionali si era prestato a compiere operazioni di invio di 20.000 euro a mezzo money transfer per conto di un quarto connazionale verso i suoi familiari residenti in Pakistan. E ora torniamo a Vicenza, dove non ci sono solo i pattuglioni interforze e le operazioni della questura, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, c'è anche la polizia locale, quindi l'amministrazione comunale, che tiene d'occhio i cosiddetti furbetti dei rifiuti. Con appostamenti, con intercettazioni, chiamiamole così, ambientali, la polizia locale ha scovato ben 11 persone che conferivano un po' di tutto, vedrete immagini davvero incredibili, e sono stati tutti multati. È stato sorpreso dagli agenti della polizia locale mentre in pieno giorno trasportava a spalla un materasso per poi abbandonarlo sul marciapiede accanto ai cassonetti della carta in Viale Torino. È stato sanzionato con 300 euro di multa. Questo è soltanto l'ultimo degli interventi messi a segno in questi giorni dalla Polizia Urbana Sanitaria Ecologica nell'ambito di una serie di controlli volti a contrastare l'abbandono dei rifiuti attraverso pattuglie in borghese e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza su autocivetta. Sono state 11 in tutto le sanzioni da 300 euro ciascuna, elevate ad altrettanti cittadini responsabili degli abbandoni. I pattugliamenti hanno riguardato aree ecologiche del centro storico e dei quartieri di San Pio X, Sant'Andrea, San Lazzaro e Gogna, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Ed è stato rilevato un aumento di rifiuti lasciati fuori dai cassonetti dell'isola ecologica tra Viale della Pace e via Bortolan, così come in via Mantovani, dove sono stati rintracciati e multati i responsabili dell'abbandono di grandi sacchi nell'una e di imballaggi di materiale elettronico nell'altra. Ora noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi però state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Domani, 1° maggio, festa dei lavoratori e un anno fa moriva sul lavoro il giovane Mattia Battistetti. La famiglia dice non sono morti bianche, bisogna evitarle. Tutti dicono sono morti bianche. Vi assicuro di bianco non c'è niente. Assolutamente niente. C'è il dramma, c'è il dover andare avanti giorno dopo giorno e basta. Da noi da quel 29 aprile, un anno ormai che non abbiamo più voglia di niente, ecco, solo di chiedere giustizia e che sia rispettato nostro figlio e come nostro figlio tutte quelle persone che sono andate al lavoro e non sono più tornate a casa. Un anno senza Mattia, eppure in questo condominio di via Magellano Montebelluna, Nuovo di Zecca, sembra non essere successo nulla se non fosse per questi fiori e le lacrime di una madre, un padre e una sorella. È la mattina del 29 aprile 2021 quando Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, viene travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali.
Per quei fatti è stata aperta un'inchiesta, 8 gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e si attendono decisioni da parte del Tribunale di Treviso, anche se mamma Monica non ha dubbi. Mattia è stato ucciso dal carico che si è sganciato dalla gru perché mancavano dei pezzi. Quindi questo è una cosa imperdonabile. Si poteva benissimo evitare, ma purtroppo il dio denaro, il far presto, è quello che importa. In memoria di quel figlio, i genitori speravano in un piccolo gesto. Avevamo chiesto che venisse mantenuto il ricordo di Mattia con un pezzettino d'erba e qui dietro ci siamo trovati un tombino. Questa è la sensibilità, ma non importa. Oggi i miei genitori hanno portato una piantina, i miei genitori di 80 anni hanno portato una piantina per ricordo di Mattia. Purtroppo dopo un anno è cambiato che nulla, perché il dolore è sempre lo stesso di quella mattina che ero qui. È cambiato che hanno finito il fabbricato che stava costruendo Mattia, però nella nostra vita purtroppo è tutto come quel giorno lì, tutto il buio, tutta la tristezza, la malinconia, la mancanza che si sente dal mattino alla sera. Quindi purtroppo è sempre uguale. Un dolore che ancora mutolisce. Papà Giuseppe non riesce a parlare, la mente e il cuore sembrano fermi a quella mattina di un anno fa. L'unica carezza al cuore arriva da chi a Mattia ha voluto bene. È il caso di una coppia di amici, Eleonora e Sebastiano. Che ieri sono diventati nuovamente genitori di 2 gemelli, Mattia e Vittoria. Grazie per averci onorato con il nome di Mattia. Grazie. Torniamo a Vicenza per una brutta vicenda. Adescava studentesse minorenni sui social. La polizia postale identifica un vicentino 50enne. Adescate, l'identikit delle vittime è sempre lo stesso. Giovani, adolescenti, studentesse. Adescate in quella realtà virtuale chiamata internet che falsa le distanze, che altera la percezione del pericolo. L'ultima indagine della Procura della Repubblica di Venezia scatta quando una scuola di Belluno lancia una segnalazione. Alcune ragazze raccontano di essere state contattate su una piattaforma social molto diffusa tra gli adolescenti da un profilo privato e sconosciuto che, dopo aver ottenuto l'amicizia, entra in confidenza con le giovani fino a chiedere foto e video a sfondo sessuale. È il settembre del 2021, siamo in piena emergenza sanitaria. I ragazzi, con le limitazioni anti-Covid, trascorrono più tempo sui social. Una situazione che favorisce le condotte criminose dei malintenzionati sulla rete, che utilizzano falsi profili per conquistare la fiducia dei più giovani, per poi tentare di manipolarli sfruttando la loro vulnerabilità. Per questo le forze dell'ordine prestano massima attenzione a qualsiasi piccolo segnale per intervenire immediatamente. In questo caso le indagini della Polizia Postale di Belluno portano gli investigatori a risalire allo smartphone e alla SIM utilizzata per l'adescamento. Viene così identificato un vicentino di 50 anni. Ora sono in corso ulteriori indagini per verificare se siano state avvicinate altre minorenni sul web. Il mare magnum di internet si conferma pericoloso. Navigare sul web si può, ma con responsabilità, prudenza e grande attenzione. Chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla, come sempre se arriveranno notizie dalle nostre redazioni, dai nostri giornalisti. Andiamo a vedere quelle che sono le ripercussioni, le ricadute più immediate dell'innalzamento dei costi delle materie prime e dell'energia, perché si rischia di vedere bloccati cantieri anche importanti in tutto il Veneto. La guerra in Ucraina sta mettendo a rischio anche i cantieri e le opere di manutenzione in atto nel Veneto e in capo alla regione, e non soltanto per quanto attiene gli interventi di tipo straordinario, ma principalmente anche per quelli di natura ordinaria. Grossissime difficoltà, e vedremo in futuro, perché se c'è un aumento dei prezzi come quello che c'è stato fine 2021, inizi 2022, diventa sempre più difficile fare opere. Così Veneto Strade, che per la regione gestisce 1100 km di reti stradali dei 1800 complessivi, sempre di competenza regionale, di cui 700 nella provincia di Belluno. Quello dei prezzi sta diventando un problema giornaliero, prosegue l'ingegnere Vernizzi, dirigente di Veneto Strade. Perché ci sono stati aumenti, vi do un'idea, per esempio il bitume, quindi serve per gli asfalti, dai
dai 700 euro tonnellata di inizio anno è andato a 780 euro tonnellata, quindi sono 80 euro in 3-4 mesi, insomma, quindi sono aumenti consistenti. Vi dico un'altra cosa, gli interventi che abbiamo nel Bellunese sulla 251 per mettere le reti di protezione dei massi, in questo momento abbiamo difficoltà a farli perché la maggior parte delle reti sono prodotte in Ucraina. Non lo sapevo prima, però sono prodotti in Ucraina, quindi ci sono delle grossissime difficoltà. Reti in acciaio e ferro, quest'ultime, per le quali ora si sta cercando un produttore italiano. Però bisogna trovare una soluzione, insomma. Dobbiamo aspettarci un progressivo forse aumento anche dei costi del pedaggio più avanti. Mi sta facendo una domanda da non so quanti miliardi di punti, non lo so. Non so rispondere a questa domanda perché dipenderà. Certo che se continuano a aumentare i prezzi, alla fine aumenteranno anche i pedaggi, questo è evidente, insomma. Da una parte l'aumento dei prezzi, dei costi delle materie prime e dell'energia, dall'altro una siccità che si fa sempre più importante, sempre più impressionante. Vediamo. La Regione si deve attivare per fare tutto quello che è possibile appunto per creare questi invasi. Un deve che sottolinea la preoccupazione degli agricoltori trevigiani per la mancanza d'acqua. Un imperativo che arriva dopo settimane di annunci su un possibile piano cave dismesse, fino a ieri considerate scempio del territorio ed ora possibile soluzione alla sempre più cronica siccità, non solo estiva. Al momento però, sottolineano le rappresentanze degli agricoltori, di concreto non c'è ancora nulla, ipotizzando un rimpallo tra assessorati, ovvero tra Federico Caner, titolare dell'agricoltura, e Giampaolo Bottaccine, che ha competenze sull'intero sistema idrogeologico veneto. Intanto il tempo passa e le preoccupazioni salgono in tutto il mondo agricolo e non solo. Abbiamo anche fatto un gruppo con Fagricoltura e CIA perché vogliamo sensibilizzare in primis la Regione, perché riteniamo che sia fondamentale, lo vediamo in questo momento qua ma non solo adesso, che se avessimo dei serbatoi, avessimo dei bacini che ci permettono di fare riserve, potremmo pensare comunque di affrontare il primavera estate con altri, diciamo, con più ottimismo, cosa che purtroppo oggi non siamo in grado di fare. Siamo sotto il 50% e la situazione non è sicuramente rosea per il futuro. E per chi dalla Regione dice che è un problema di prezzo con i cavatori, la risposta arriva direttamente da Roma. Attraverso i soldi del PNRR e il prossimo bilancio dello Stato, con la conferenza Stato-Regioni che ha proprio quell'obiettivo, trovare una mediazione tra lo Stato centrale e le Regioni, le soluzioni arriveranno, devono arrivare nell'interesse di tutti i cittadini. Rimaniamo a Treviso per una segnalazione che riguarda le linee dei parcheggi sbiadite. Io mi sono già attivato per questo perché me ne sono reso conto, devo dire anche personalmente, quindi alcune note ai gestori della sosta sono già partite. Anche il vice sindaco di Treviso De Checchi ha dovuto fare i conti con il problema legato ai numeri seriali corrispondenti ai parcheggi a pagamento della città. In diversi punti infatti le indicazioni numeriche sono in parte cancellate, rendendo complicato per i cittadini, ma per chiunque arrivi in centro storico inserire il numero corretto al momento del pagamento della sosta. E allora c'è chi cerca di interpretare le cifre corrette, chi ripercorre avanti e indietro la via nel tentativo di ricostruire il numero per intero. Fatto sta che è un problema che per Casugana va risolto in tempi brevi. Mi aspetto che l'attuale gestore ponga rapidamente una soluzione a questa problematica che deve essere definitivamente bypassata dal nuovo gestore della sosta. All'orizzonte infatti c'è il nuovo bando per la gestione del servizio. Considerato che il bando per la nuova gestione della sosta è in prossimità, sarà uno degli elementi nei quali punteremo moltissimo per il nuovo gestore. E chi dovesse inserire nel parchimetro il numero sbagliato, che venga segnalato in modo tale che il gestore possa anche prendersi cura di quegli elementi o quegli errori che in qualche modo ha causato. Prima di andare in pubblicità, una drammatica notizia di cronaca da Padova. Bambino muore dopo una crisi respiratoria, ce la dà l'ANSA, l'Agenzia Nazionale. Adesso era positivo al Covid, arrivato già senza vita all'ospedale di Padova. Un bambino originario di Codevigo è giunto nelle prime ore di questa mattina già senza vita nel pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, quindi una notizia in via di evoluzione, in via di definizione, era risultato positivo
al Covid a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. Il decesso è sopraggiunto mentre veniva trasportato dall'ambulanza verso la struttura padovana per una grave crisi respiratoria. Cercheremo di raccogliere altre informazioni su questa gravissima notizia, ma adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo riaperto la pagina della cronaca perché arrivano novità sulla notizia che vi abbiamo dato appena prima della pubblicità, ovvero il decesso di un bambino di 6 anni morto per una crisi respiratoria. L'ANSA ci informa che il decesso è sopraggiunto mentre il piccolo paziente veniva trasportato dall'ambulanza del SUEM 118 di Piove di Sacco in codice rosso verso la struttura padovana, dove è giunto alle 5:50, pochi minuti prima delle 6 di questa mattina. La chiamata soccorso era arrivata alla centrale operativa provinciale del 118 veneziano. Raggiunta l'abitazione, i sanitari avevano trovato il bambino senza conoscenza. A seguito di una grave crisi respiratoria è stato richiesto un approfondito riscontro diagnostico per accertare le cause della morte. La conferma che era positivo al Covid. Torniamo a parlare di lavoro perché è quello che chiedono il lavoro e gli stipendi i lavoratori della Superjet di Mestre. Zero futuro, zero stipendio, stipendi di aprile 0 euro, bonifici bloccati, le famiglie ringraziano. Alcuni tra gli slogan intonati e scritti nei cartelli striscioni con cui un centinaio di lavoratori della Superjet di Tessera si sono dati appuntamento in piazza Ferretta Mestre per la manifestazione di protesta proprio davanti alla sede della banca da cui da questo mese non sono partiti i bonifici degli stipendi. Bloccati dagli istituti di credito a scopo cautelativo, visto che l'azienda Superjet, che allestisce gli interni dei velivoli russi da commercializzare in Europa, è paralizzata dalle sanzioni della guerra. Non può esportare né ricevere materiale e qui sta il problema, cioè il congelamento degli stipendi perché le banche hanno bloccato i conti dell'azienda in Italia a scopo cautelativo, con la conseguenza appunto che i salari del corrente mese di aprile non sono stati erogati. E sono sempre di più i lavoratori precari, avanza la povertà e questa è l'impietosa fotografia che i sindacati presentano in vista del 1° maggio. Ci sono disponibilità di posti di lavoro, ma i posti di lavoro a disposizione sono posti di lavoro che non hanno stabilità. La maggior parte sono posti di lavoro precari. Il lavoro c'è ma è sempre più precario. Questa è la fotografia scattata da CGIL Cisle Will in occasione del 1° maggio. Nella Marca le nuove assunzioni nel 2021 sono state 124.000 con un saldo rispetto all'anno del lockdown più duro di oltre 9.000. Di queste solo il 22% è un contratto a tempo indeterminato ed è boom di lavoro somministrato. Tendenza che nelle stesse ore viene confermata anche dall'ente bilaterale del commercio, dove si evidenzia però come tra gli under 30 stia cambiando l'approccio al concetto tradizionale di lavoro. In ogni caso, denunciano i sindacati, ci sono ancora troppi net, solo nella Marca 19.000. Resta la piaga di chi non si avvicina né al lavoro e neanche alla scuola, proprio magari anche scoraggiato da una situazione che non favorisce una prospettiva. Al precariato, evidenziano i sindacati, si aggiunge anche il caro bolletta e più in generale il caro vita. Serve quindi intervenire sugli stipendi. C'è bisogno di risposte efficaci, rapide da parte del governo, ma soprattutto da parte delle nostre controparti datoriali. Dobbiamo sederci a un tavolo e stabilire le condizioni per il recupero salariale del potere d'acquisto dei salari. Se non facciamo questo rischiamo un declino sociale, soprattutto anche il rischio di far perdere quella coesione sociale che è stato il punto di forza che ci ha fatto superare la pandemia. Rialzi dei prezzi che innescano un pericoloso effetto domino, avverte la UIL. Succede che mancano le materie prime, succede che mancano i semilavorati, il costo dell'energia sta incidendo sulle produzioni, le aziende in questo caso stanno cercando di fare delle scelte e quindi stanno utilizzando sempre di più la cassa integrazione per riuscire a contenere i costi.
Anche nella Marca purtroppo lo stiamo registrando tramite i nostri delegati all'interno delle aziende e questo è un fenomeno che ci sta molto preoccupando. Restano poi i temi della sicurezza sul luogo del lavoro, ancora troppi di incidenti, tutte questioni che tornano in piazza dopo 2 anni di pandemia. A Treviso l'appuntamento è per le 10 di domenica in centro, con concerto finale di Radio Fiera e un messaggio chiaro guardando al conflitto in Ucraina. Abbiamo bisogno di ristabilire condizioni di pace perché il lavoro si costruisce se c'è la pace e soprattutto tutti quanti siamo chiamati a costruire la pace. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità. Sono molte le segnalazioni che arrivano ogni giorno alla nostra redazione bassanese di problemi, disorganizzazione all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana. È una situazione che tocca anche gli amministratori del territorio. Un gruppo di consiglieri e amministratori appunto hanno deciso di chiedere la rimozione immediata del DG Carlo Bramezza. Vediamo. Fughe di medici, pazienti anziani costretti ad andare a Sant'Orso per fare visite ed esami, liste d'attesa lunghe o addirittura troppo lunghe. Parte da qui, dalla presa di coscienza di una situazione ormai conclamata al San Bassiano, la protesta di decine di consiglieri e amministratori del Bassanese che hanno deciso di rompere il muro di silenzio attorno ai problemi del San Bassiano. Il nostro ospedale, che è un ottimo ospedale, che è sempre stato all'avanguardia in molte specialità, ma che comunque a 360 gradi ha sempre offerto un servizio più che buono ai cittadini, ma che ultimamente vediamo scendere di livello sempre di più e non possiamo non esserne fortemente preoccupati. A chiederlo sono consiglieri comunali di tante formazioni politiche e civiche, da Bassano a Marostica, da Rosà a Nove, confermando che è tutto il territorio a chiedere la soluzione di un problema. La preoccupazione è condivisa dai cittadini, molti dei quali contattano quotidianamente anche noi di Rete Veneta per segnalarci la disorganizzazione in seno all'ULSS 7 e per chiedere che qualcuno risponda di ciò che sta accadendo. Chiediamo che venga cambiato il direttore generale della ASL 7 come primo segnale. Chiediamo che vengano fatti degli investimenti economici concreti subito per ridurre le liste di attesa e anche che venga fatta un'azione di supporto reale e concreta per riorganizzare al meglio i medici di base. Eccola la richiesta che arriva dritta a chi governa il Veneto e a chi gestisce la sanità regionale. Rimuovere immediatamente il DG Carlo Bramezza dal ruolo che ricopre da poco più di un anno. Un anno nel quale si sono viste fughe di primari e medici, allungamento delle liste d'attesa e tutto ciò che i nostri telespettatori ci segnalano ogni giorno. Tutto questo è peggiorato nel nostro distretto della ASL 7 nel momento in cui c'è stato il cambio del direttore generale e non possiamo far finta che questo non sia successo, non possiamo far finta che non ci siano anche delle responsabilità politiche ma anche delle responsabilità personali. Già, le responsabilità, ovvero le ricadute sulla quotidianità di tante persone di scelte politiche e amministrative. Noi chiediamo che qualcuno si prenda la responsabilità di quello che sta accadendo e che qualcuno provi anche a eventualmente fare scelte diverse rispetto ai dirigenti, perché se la conduzione dell'USL non raggiunge risultati attesi, probabilmente c'è qualcosa che non va. In una nota diffusa dal gruppo di consiglieri emerge chiaramente una domanda a Bramezza. Ci dica, chiedono, se è questo il disegno che hanno in mente, depotenziare il San Bassiano. Lo chiediamo anche noi, ma finora nessuno, neppure i sindaci del territorio, hanno ritenuto di rispondere. Ora però il gruppo di consiglieri che ha dato vita a questa protesta chiede, tramite una domanda scritta indirizzata al sindaco di Bassano Elena Pavan, un incontro con la conferenza dei sindaci. Poi partiranno banchetti e iniziative per raccogliere firme e ascoltare ancora i cittadini. Non siamo i soli a dirlo, questa non è una battaglia politica di una parte politica, dovrebbe essere una battaglia di tutto un territorio, di tutte le istituzioni. E invece sento sempre tanto silenzio da parte di più fronti. Già, ma il momento del silenzio è terminato. Da un pezzo. Tensioni anche all'ULSS 6, vediamo. L'ULSS 6 progetta l'assunzione di 431 nuovi dipendenti tra OSS e infermieri nei prossimi 3 anni, ma la Regione boccia questo piano per superamento dei tetti di spesa. Anzi, chiede una riduzione dei costi del personale dell'ULSS Padovana, l'unica a ricevere questa richiesta da Venezia, di oltre 70 milioni e mezzo nel triennio 22-24. Lo scambio di lettere tra ULSS 6 e Regione è stato analizzato dalla CISL, che ha tirato le conclusioni su questa contraddizione e fatto qualche proposta. Per sollecitare la Regione rispetto a quelli che sono i sacrosanti diritti dei cittadini padovani, quelli di avere un piano stabile e
delle assunzioni e poi una spesa non tanto legata soltanto ai sacrosanti vincoli di spesa, ma anche ai reali fabbisogni dei cittadini padovani. Noi chiediamo sicuramente la sostituzione tempestiva del turnover. Oggi viviamo dei tempi tra le cessazioni e le assunzioni che sono biblici. Alla luce di questi dati, cioè, la carenza di personale è ormai disumana. L'ospedale di Cittadella paga il dazio da oltre 1 anno e mezzo, mezza ortopedia chiusa. Abbiamo il territorio che è in grossissimo affanno, mancano circa 10 persone solo nel distretto di Campo San Piero e Cittadella, e significa non dare servizi ai nostri cittadini. Il Covid Hospital di Schiavonia non è chiuso. Abbiamo ancora 40 posti letto occupati, manca personale infermieristico, mancano operatori sociosanitari, mancano infermieri, manca OS, ma ne mancano molti, tant'è che l'azienda ha esternalizzato il punto di primo intervento di Conselve e ha anche la proposta di esternalizzare il servizio trasporti dell'ospedale. Una risposta alle polemiche arriva dal direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, che parla appunto delle difficoltà di arruolare nuovi medici, ma fa un po' i conti della situazione. Non neghiamo la difficoltà di trovare personale medico, ma diciamo con forza che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro della dirigenza medica in Veneto non merita di essere rappresentata con dati vecchi, con dati distorti rispetto alla realtà e che non dà ragione dello sforzo che il Servizio Sanitario Regionale e le aziende sanitarie del Veneto stanno facendo per garantire le prestazioni. Il direttore generale della Sanità Veneta ha voluto mettere i puntini sulle i dopo i dati pubblicati in questi giorni da alcuni quotidiani che lui definisce distorti sulla carenza del personale medico e sui medici in fuga. Noi oggi abbiamo più di 100 medici di quanti ne avevamo al 31 dicembre 2019 in dotazione organica, stabili e a tempo indeterminato. Nel corso del 2020 e del 2021, per fronteggiare l'emergenza Covid, con vari tipi di rapporto di lavoro, dagli specializzandi ai rapporti libero professionali all'arruolamento di medici pensionati, noi abbiamo arruolato 2.200 medici per far fronte all'emergenza Covid. A mancare sono soprattutto medici del pronto soccorso, anestesisti, radiologi, pediatri, psicologi. Ma la Regione, evidenzia Flor, sta continuando a fare concorsi per arruolare ulteriore personale, lavorando anche a un disegno di legge per fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda invece gli stipendi, i medici in Veneto hanno uno stipendio che è superiore a 13 regioni italiane ed è inferiore a 5 regioni italiane, dove si consideri che le regioni a statuto speciale, in particolare Trento e Bolzano, hanno una contrattualistica locale con indennità che non sono previste sul territorio italiano. C'è poi il fenomeno dei medici in fuga per i turni massacranti, ad esempio, come nel caso delle dimissioni del primario del pronto soccorso di Vicenza. È un caso singolo molto particolare di un dirigente che è direttore di struttura complessa, è capo dipartimento ed è in posizione lavorativa di extramoenia. Credo che questo debba far riflettere, perché la serietà non va mai messa da parte, la serietà va mantenuta in tutte le sedi, a tutti i livelli. Cambiamo ancora argomento, chiudiamo con una bella notizia per il turismo veneto. Si scrive OGD, ovvero Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica. Si legge Altopiano dei 7 comuni. Una delibera della Giunta Veneta ha ufficialmente riconosciuto il nuovo soggetto nato per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo nella regione. Si tratta in soldoni del primo mattone verso una gestione condivisa del turismo in altopiano. Una porta aperta sul futuro in cui offerta, gestione, informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici possano veicolare l'intero territorio e le sue bellezze. La nuova OGD è composta da Unione Montana, spettabile reggenza dei 7 comuni, i comuni di Asiago, Foggia, Roana, Lusiana, Conco, le associazioni di categoria agricole e commerciali, le Proloco, il volontariato e altre componenti private coinvolte comunque nel turismo e nel tempo libero. L'idea è quella di fare sistema per un coordinamento turistico che vada oltre i singoli comuni per potenziare la destinazione turistica.
Far parte di un OGD, infatti, vuol dire partecipare a strategie e a visioni condivise con il territorio per potersi posizionare al meglio sul mercato. Importante anche la presenza allo stesso tavolo di pubblico e privato assieme ai portatori di interesse, al fine di strutturare una politica turistica in grado di coprire tutto il territorio. Nell'esprimere la sua soddisfazione e quella dell'amministrazione regionale per questo primo passo, l'assessore veneto al turismo Federico Caner ha auspicato che questa visione si allarghi nei prossimi mesi ad altri soggetti e istituzioni per rendere sempre più attrattivo un territorio che non ha nulla da invidiare ad altre mete di montagna. Prima di salutarvi vogliamo farvi vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per parlare di Covid, emergenza coronavirus. Sono 5.549 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore, che portano il totale delle persone attualmente positive in Veneto a 70.005. È un dato finalmente in netta crescita dopo alcuni giorni in cui si era stabilizzato. È comunque 1.668.391 il numero delle persone in Veneto rimaste positive dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella per vedere la situazione della sanità in Veneto, per capire che in questo momento ci sono negli ospedali del Veneto 900 persone ricoverate in area non critica, di cui 621 ancora positive. Sono 33 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 15 ancora positive. Le differenze con i giorni scorsi c'è un bilancio negativo di 13 unità per quanto riguarda l'area non critica. Resta sostanzialmente invariato, e questo purtroppo accade da giorni, il bilancio della terapia intensiva. Vuol dire che regge ancora la parte più dura, lo zoccolo duro di questa emergenza Covid nelle terapie intensive del Veneto. Scende, e questa è una buona notizia, il numero dei decessi. Sono state 3 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nelle scorse ore. Questa era l'ultima notizia dal Veneto per il nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i giornalisti che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per quello che non è stato detto fin qui, e vi auguriamo un buon pomeriggio.